Vittoria Faro, questa sera l'inaugurazione della stagione estiva al Garden Beach, un posto che offre tantissime opportunità. Allora, intanto grazie per essere venuto. Oggi è una giornata importante perché si riapre quello che per me è un giardino sacro, è un giardino esperienziale. Io e mia sorella Eleonora siamo molto felici di dare, diciamo, questo nuovo inizio al Garden Beach, che comunque esiste ormai da quasi 6 anni, perché questa è la 6ª stagione. Garden, se dovessi dirlo in poche parole, è un giardino sacro, è la possibilità di entrare in un altro mondo, che è un mondo dedicato al benessere e al relax, e la possibilità di immergersi in quello che è l'Oriente, il profumo, i sapori, quindi riportare un po' quello che è il concetto teatrale del travestimento, la possibilità comunque di fare un viaggio che sia olfattivo, che sia legato al gusto, all'immagine, un concetto di bellezza molto alto. E quindi per me l'essenza di questo giardino è proprio questo, cioè la possibilità di poter viaggiare pur rimanendo fermi sullo stesso territorio, quindi la possibilità per Agrigento di avere un luogo immersivo, esperienziale, dove poter assistere anche a degli atti performativi, quindi il diurno, solarium, relax, benessere, massaggi, tutto ciò che invoglia l'uomo e l'essere umano alla crescita. E nel serale invece sono viaggi immersivi, la possibilità di poter godere di frequenze vibrazionali e curative, dalle candele calde che ci avvolgono al suono. Ecco. Ci sono serate tematiche anche, no? Ci sono delle serate tematiche, quindi vi consiglio, vi suggerisco sicuramente di venire a ritirare il programma per sapere cosa c'è nel dettaglio, ma il mercoledì faremo delle cene internazionali, quindi la possibilità di poter fare un viaggio esperienziale anche attraverso il gusto. Ci sono pochissimi tavoli perché noi comunque siamo un'associazione culturale, questo ci tengo a dirlo, questa è una formula di imprenditoria culturale che sicuramente vuole ispirare, vuole trasferire, tramandare, che poi è l'obiettivo del teatro, rito e tradizione, e questo per me è fondamentale. Ogni serata avrà una sua tematica, ogni serata invoglierà sicuramente lo spettatore a partecipare attivamente, anche travestendosi, come lo sono io questa sera. Grazie.